Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi ha organizzato sotto la direzione della presidente del club, professoressa Maria Assunta Iacona, un service denominato Le Marionette e la raccolta differenziata, un divertente confronto tra una scimmietta e un operatore ecologico che ha ben spiegato ai bambini presenti la corretta esecuzione della raccolta differenziata, promuovendo inoltre il rispetto dell'ambiente e del nostro territorio. È stato illustrato pure nel corso dell'iniziativa anche una costruzione della carta riciclata utilizzando il metodo dei telai Fabriano. Lo spettacolo si è svolto presso il centro commerciale Città dei Templi di Agrigento a Villa Seta, che ha messo a disposizione la location e quant'altro necessario alla buona riuscita dell'evento. Un valido supporto al service è stato dato dal segretario del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, l'avvocato Gaetano Salemi. Oggi siamo al centro commerciale Città dei Templi perché il nostro club Lions Agrigento Valle dei Templi promuove un'attività, un service importante destinato ai più piccoli. Infatti abbiamo voluto coinvolgere alcune classi, prime e seconde classi della scuola primaria della zona, in particolare alcune classi dell'Istituto Quasimodo e altre dell'Istituto Pirandello di Porto Empedocle, per sensibilizzare i più giovani alla tematica ecologica e in particolare alla raccolta differenziata. In questo senso abbiamo avuto il privilegio di contattare veramente un artista straordinario che ha permesso e sta permettendo con uno spettacolo di marionette di portare i bambini proprio alla conoscenza di quelli che sono i paradigmi della raccolta differenziata e addirittura a conclusione del percorso un laboratorio in cui è possibile assistere alla costruzione, alla nascita di un foglio di carta. Un'esperienza come dire, anche molto dolce, perché avere a che fare con l'ingenuità e la sensibilità dei bambini è sempre una cosa che riporta a noi stessi indietro, quindi è molto bello. Sì, sono Pietro Siracusa, mi occupo di comunicazione e raccolta differenziata. Abbiamo presentato più volte questo progetto, un teatrino di marionette, e anche il progetto della carta riciclata, che è indirizzato in particolare alle scuole elementari. Abbiamo colto l'occasione con il club dei Lions e anche la disponibilità del centro commerciale di Agrigento di poter portare questo progetto alle scolalesche sia di Agrigento che di Porto Empedocle. Sono onorato di aver contribuito a dare il mio contributo per quanto riguarda quelle che sono le tematiche ambientali, anche con il progetto del teatrino che portiamo avanti già da diverso tempo.